Edizione straordinaria di Antenna 3 Nord-Est, la puntata dedicata questa volta a Federconsumatori, sono le nostre puntate della CGIL e vi ricordo anche che in questo spazio, che durerà circa una cinquantina di minuti, voi avete la possibilità di intervenire come già anticipato in precedenza, ovvero di telefonare, di contattarci e quindi fare tutte le domande che ritenete necessarie, ritenete utili al nostro esperto che vi presento. Lei è Claudia De Marco, presidente di Federconsumatori di Treviso. Claudia, buongiorno. Buongiorno anche a tutte le persone collegate. Eccoci Claudia, buongiorno. Intanto è apparso il numero da chiamare, lo 0422 16 28 332, lo vedete in sovraimpressione, davvero potete chiamare e abbiamo il nostro esperto qui pronto per rispondere. Allora Claudia, il tema, quello che abbiamo deciso di affrontare, un tema urgente, ovvero quello della fine del mercato tutelato dell'energia. Si finisce intorno a luglio 2024, mi corregga se sbaglio. Proviamo un po' intanto a raccontare che cosa è successo e se già avete qualche dato in mano come Federconsumatori. Sì, allora diciamo che siamo a metà del percorso della fine del mercato tutelato dell'energia, perché il mercato tutelato del gas è terminato a dicembre dell'anno scorso, quindi dal 1° gennaio è partito il mercato libero e con il 1° di luglio partirà anche il mercato libero per la luce elettrica. Questi primi 6 mesi sono stati particolarmente complicati per l'associazione e se dobbiamo fare delle previsioni per il futuro i prossimi saranno ancora peggio, nel senso che in questi primi 6 mesi di attività sul mercato totalmente libero, a parte una minima parte residuale, poi magari ne parliamo, per i clienti vulnerabili, noi abbiamo visto un moltiplicarsi continuo di segnalazioni, reclami per comportamenti scorretti da parte delle aziende sotto vari punti di vista. Questo per il gas, figuriamoci cosa accadrà poi quando il quadro si completerà a luglio anche con l'energia elettrica. Tra l'altro come associazione noi fin dall'inizio ci siamo detti contrari a questa fine del mercato libero, tutelato, scusate, perché purtroppo la situazione di mercato in Italia nel settore dell'energia è falsata. Cosa intendo con questo? Che abbiamo oltre 1000 operatori nel settore fra luce e gas e quindi una parcellizzazione assoluta che non è più un mercato libero ma praticamente è una bolgia e dall'altro però ci sono pochissime aziende, 3-4 di fatto, che detengono la stragrande maggioranza delle quote del mercato. Questo non sta favorendo un abbassarsi dei prezzi, che è l'unico aspetto positivo che dovrebbe esserci a seguito di una liberalizzazione e quindi i problemi sono sempre di più. Senta, che cosa intende quando dice comportamenti scorretti che sono stati segnalati? Ci fa qualche esempio? Allora sì, andiamo dal mancato riconoscimento delle condizioni di vulnerabilità. Ricordo che il mercato libero termina per tutti se non per le persone che sono considerate appunto per legge vulnerabili. Lo esplicitiamo, sono gli over 75, i percettori di bonus sociale, i disabili ai sensi della legge 304 e poi alcuni elementi residuali come chi abita nelle isole minori e nelle abitazioni di emergenza, oppure chi ha apparecchiature elettromedicali come non so la bombola del gas o cose dell'ossigeno o cose di questo tipo. Quindi a parte questi tutti gli altri finiscono nel mercato libero. Abbiamo avuto svariate segnalazioni che a fronte della presentazione della documentazione necessaria per rientrare nel mercato tutelato da parte di utenti vulnerabili, le aziende non hanno accolto la richiesta. Un altro elemento è determinato dalle modifiche delle condizioni contrattuali a scadenza. Ora, è vero che non c'è un obbligo di legge che prevede che la compagnia alla scadenza delle condizioni economiche, normalmente 12 mesi, invii una comunicazione formale, quindi PEC o raccomandata ricevuta di ritorno. Quello a cui abbiamo assistito però è stato l'invio massivo di comunicazioni che spesso sono andate perse con condizioni economiche triplicate.
Significa che in un mercato in cui il costo medio del gas era a 0,30, in questi contratti abbiamo un prezzo di 2,40 € al metro cubo. Voi capite che insomma sulle bollette significa triplicare i costi, e parliamo solo di materia prima, perché in realtà ci sono anche altri elementi, perché da giugno dell'anno scorso non sono stati rifinanziati il blocco degli oneri di sistema, che quindi sono rientrati in bolletta, e quelli incidono per quasi un 50% sul totale delle nostre fatture. E da gennaio è stato scongelato anche l'abbassamento dell'IVA, che era al 5%, proprio per cercare di calmierare i prezzi negli ultimi 2 anni a causa insomma delle note vicende, e siamo ritornati al 22% sopra i 480 metri cubi. Tenete conto che una famiglia media consuma almeno 1400, quindi è proprio una cifra residuale. Quindi anche in assenza di aumento della materia prima per cambiamento delle condizioni economiche, comunque le bollette sono aumentate. Certo. Ovviamente se a questo si aggiunge il triplicarsi magari del prezzo della materia prima, voi capite che noi abbiamo avuto bollette da 6-7 mila euro. Persone che avevano una casa normale, pensionati molto spesso, e quindi si rischia di mettere veramente in difficoltà le famiglie che già non vivono momenti sereni. Quindi questi operatori hanno la facoltà di cambiare le condizioni, anche alla luce insomma di questo passaggio, e di poterlo fare a qualsiasi condizione, no? Lei ci ha detto anche condizioni economiche triplicate, è corretto, si può fare, cioè è tutto nella legge. Sì, si può fare, non c'è un obbligo di comunicazione formale, quindi basta appunto una qualsiasi lettera. E mi fa piacere questa domanda, nel senso che come associazione noi abbiamo chiesto con forza, insieme anche ad altre associazioni dei consumatori, che venga inserito un tetto al costo del gas e della luce. Sarebbe un po' come replicare quanto già accade con Banca d'Italia, che trimestralmente pubblica il tasso di usura, e quindi banche finanziarie devono attenersi a dei costi inferiori, perché in questa situazione di mercato appunto sarebbe necessario tutelare i consumatori, in modo che non è che un'azienda qualsiasi possa determinare da sola il prezzo che vuole. Dovrebbero essere imposti dei limiti. Ma che cosa succede se una persona non sceglie? Quando finisce il mercato tutelato? Allora, per il gas, chi non ha scelto e ovviamente non è vulnerabile, è finito nell'offerta placet. Una situazione simile accadrà anche per chi non avrà fatto nessuna scelta entro il 30 di giugno, in quel caso però si chiama servizio delle tutele graduali. Sostanzialmente si tratta di 2 tipologie di offerte che fanno da scivolo, in modo da evitare insomma che le persone possano rimanere senza fornitura, e quindi accompagnare nella scelta verso il mercato libero. Sono delle offerte miste, per cui la parte della materia prima, il costo della materia prima, luce o gas non ha importanza, viene stabilito dal singolo fornitore, mentre la struttura di prezzo e le regole contrattuali, quindi ad esempio la rateizzazione, sono stabilite dall'ARERA, che è l'autorità garante di riferimento per questo settore. Allora, lei ha parlato dei vulnerabili, e qui il primo dei comportamenti scorretti è quello di non essere riconosciuti come tali, e poi l'altro comportamento è quello appunto di avere queste tariffe che vengono gonfiate. Come Federconsumatori voi come intervenite? Arriva la chiamata degli utenti ovviamente in difficoltà, anche perché si tratta di utenti, come dice lei, che non vengono accompagnati in questi cambiamenti, magari ricevono posta. Queste lettere sono spesso anche difficili da leggere, addirittura c'è chi riceve delle mail, ma insomma non tutti hanno dimestichezza con le mail. Allora voi entrate in gioco in che modo? Verificando che cosa è accaduto e assistendo i consumatori in tutta la procedura di reclamo ed eventuale successiva conciliazione presso l'ARERA. E poi ovviamente ogni caso è un po' a sé. Tenete conto che per questa
questa questione del rialzo dei prezzi abbiamo deciso di agire a livello nazionale tutti allo stesso modo, quindi la nostra consulta giuridica nazionale ha predisposto una lettera tipo e questa lettera viene inviata sia all'operatore che all'antitrust, all'autorità garante per la concorrenza ed il mercato, proprio per segnalare questa massa di persone che si ritrova in difficoltà con questa tipologia di contratti e di aumenti. E un primo effetto c'è stato e di questo siamo molto contenti, nel senso che Antitrust ha avviato una ulteriore procedura nei confronti di Enel Energia, e dopo che sia Enel, insieme anche ad altre grosse società che operano nel settore, le più importanti, a dicembre erano state multate ancora proprio per comportamenti commerciali scorretti. Ma di che multe stiamo parlando? Di che cifre? Cioè, stiamo parlando di multe che possono davvero spaventare, perché poi è un po' il problema di tante, vedo che già scuote la testa, perché è un po' il problema, no, di tante truffe, di tanti, a volte come dire, si osa anche perché poi insomma la multa non è così elevata, è più il beneficio che si ottiene osando, appunto. Allora, le multe sono multe milionarie, però dobbiamo tenere conto che sono rivolte ad aziende, queste dell'energia, come quelle della telefonia, che hanno dei flussi economici molto consistenti, quindi multare un'azienda come queste anche di 2, 3, 4, 5 milioni è ovviamente una goccia nel mare. Sì. Questo è un problema che non riguarda, per la verità, come diceva lei, solo l'energia. Uno dei problemi che ci sono a tutela dei consumatori è proprio che le autorità competenti, quindi ARERA, GCM e tutte le altre, quello per la privacy, eccetera, possono comminare queste multe, ma il potere sanzionatorio è tendenzialmente limitato. Ecco, e poi ovviamente rimane la possibilità di fare ricorso, per cui ad esempio siamo ancora in attesa Claudia, la blocco però perché mi perdoni Claudia, però abbiamo una telefonata e allora sì, certo. Prendiamo prima la telefonata, magari riusciamo ad avere anche qualche casistica da raccontare ai telespettatori. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Salve, prego. Ascolti, io volevo chiedere, io ho il mercato tutelato e volevo rimanere con quelli che sono, è possibile? Attenzione. Ma parliamo, io ho bisogno di avere qualche indicazione in più, intanto luce o gas? Luce o gas? Enel. Immagino. Elettricità, luce. Ok, e lei è nel mercato tutelato? Riceve le bollette da Servizio Elettrico Nazionale? Ci sente? Vabbè, allora facciamo che provo io a fare qualche... Io temo che non abbia ancora fatto il passaggio, Claudia. Ok, facciamo qualche ipotesi. Allora, se il signore è nel servizio di tutela e rientra nei casi di vulnerabilità, quindi over 75, percettore di bonus sociale o disabile ai sensi della legge 104, in quel caso, se è già nel tutelato, non serve che faccia assolutamente nulla, se non da luglio-agosto nella fatturazione verificare di risultare ancora nella maggior tutela. Se invece il signore è nel mercato libero e è un vulnerabile, può chiedere di rientrare nel mercato tutelato adesso o più avanti, perché i vulnerabili possono rientrare nel mercato tutelato sempre e comunque. Queste sono le due ipotesi. Se invece non ha carattere di vulnerabilità, ha due opzioni: o trovarsi un operatore sul mercato libero oppure rimanere così com'è e finirà nel servizio delle tutele graduali. Abbiamo risposto, lei in che casistica si inserisce? Io sono sotto i 65 anni e sono nel tutelato, quindi dovrei cambiare, ma vorrei rimanere con questa bolletta, con questi fornitori. Posso? Allora, se lei non ha le caratteristiche di vulnerabilità e è nel mercato tutelato, se non fa niente finirà nel mercato di tutele graduali.
Però non è detto che le condizioni economiche, mi perdoni Claudia, siano le stesse. Sì. No, non sono le stesse, però le aste con le quali le aziende che hanno partecipato per aggiudicarsi i contratti nel servizio di tutele graduali presso ARERA, insomma, sono decisamente convenienti per quello che possiamo capire adesso. Abbiamo risposto? Cioè, praticamente io devo cambiare fornitore, perché ho sentito dire che c'è gente che cambia fornitore e dopo vuole entrare in quello che era prima. Si deve cambiare per forza. Scusi. Allora, non è obbligatorio cambiare, il punto è che se una persona è vulnerabile, quello che consigliamo come associazione è restare nel mercato della vulnerabilità, della tutela delle vulnerabilità, perché al momento tendenzialmente anche da un punto di vista economico sono costi più bassi e soprattutto perché le condizioni contrattuali sono stabilite dall'ARERA. Quindi non è che ogni 12 mesi dobbiamo rimetterci lì a cercare quale sia l'operatore più vantaggioso. Inoltre, e questo è un altro elemento delle criticità che stiamo vedendo, nel mercato libero, al momento della sottoscrizione del contratto nel mercato libero, a prescindere dai costi fissi e dal costo della materia prima, spesso vengono inserite un sacco di spese accessorie, il più frequente del quale è assicurazioni di varia copertura, che vanno ovviamente a incidere sul costo complessivo della bolletta e che non hanno di fatto ragion d'essere, perché poi molto spesso le persone hanno già un'assicurazione in casa, insomma, quindi non è necessario fare un duplicato. Aggiungo io una domanda che magari posso anche, come dire, correre in aiuto di questo nostro telespettatore. Conviene... Abbiamo gli strumenti per scegliere, Claudia? Cioè decidiamo che vogliamo scegliere, c'è un mercato libero, potrebbe essere un'opportunità, ma dove li troviamo questi strumenti per decidere? Allora, ci sono, come noto, svariati portali di confronto delle offerte. Noi però consigliamo di utilizzare il portale delle offerte dell'ARERA, che è l'autorità garante di riferimento, e si chiama proprio Portale Offerte ARERA. E lì, inserendo i dati della propria fornitura, quindi luce o gas, inserendo il codice postale di residenza o di dove è ubicata l'abitazione e tutta una serie di altri dati relativi alla potenza impegnata o alla tipologia di consumo di gas che si fa, esce fuori sostanzialmente una lista di tutti gli operatori che offrono il servizio di luce o di gas. Qual è il problema? È che di media, quando facciamo queste simulazioni anche allo sportello per gli associati che si rivolgono a noi, normalmente l'elenco è di 290-590 offerte. Sì, sono decisamente tante. Quindi noi ovviamente come associazione non è che possiamo dire scegliete un'azienda piuttosto che un'altra, non lo possiamo fare per statuto, non lo vogliamo fare per una questione anche di correttezza e trasparenza, però ci sono una serie di criteri che si possono utilizzare, come ad esempio andare su società note, e non tanto perché non ci sono reclami, perché noi contenzioso purtroppo ce l'abbiamo sostanzialmente con tutti, però diciamo che le società grosse è difficile che spariscano, come invece è capitato con alcune SRL, alcune sono anche fallite nel 2022 proprio perché non avevano quella solidità finanziaria ed economica necessaria per stare in un mercato particolare come questo. In effetti una delle cose che abbiamo chiesto come Federconsumatori è proprio la creazione di un albo dei venditori in cui l'iscrizione venga data alle aziende che possono dimostrare una solidità finanziaria, economica, ma anche una attenzione al consumatore e possano certificare in qualche modo una correttezza nel comportamento commerciale. Senta Claudia, prima ha parlato di società grosse, società un po' più piccole, società che sono anche fallite. Le è capitato, immagino, di vedere casi di questo tipo? Quando fallisce una società che cosa succede al consumatore e come tutelarsi?
Allora, in realtà non succede niente. Quelle che sono fallite erano delle SRL e quindi ovviamente sono andate in difficoltà. Non è detto che ci sia sempre malafede, assolutamente. Però con le tensioni di prezzi che abbiamo vissuto nel 2022, ovviamente ci sono state aziende che non avevano la solidità finanziaria per potervi far fronte. Al consumatore in realtà non succede nulla, non c'è interruzione di fornitura perché vengono riprotette queste tipologie di utenze. Però chiaramente uno improvvisamente sembra che riceva le fatture da un altro operatore così senza aver sottoscritto nessun contratto. In realtà è proprio una forma di protezione, perché ricordo che a meno che le bollette non vengano correttamente pagate o in rarissimi casi non c'è interruzione di fornitura. Quindi quando le persone ricevono le telefonate di operatori altrettanto scorretti che dicono che se non si cambia fornitore la luce viene interrotta, non viene più erogato il gas o cose di questo tipo, o peggio ancora si presentano come Federconsumatori proponendo una serie di contratti. Io qui vorrei ricordare che abbiamo fatto denuncia e quindi segnalateci eventualmente casi simili. Ecco, stanno cercando di farvi sottoscrivere un contratto perché la fornitura non viene staccata se non c'è un motivo serio. Quindi attenzione a diffidare, no? Anche da queste comunicazioni, come dire, particolarmente allarmanti. A che cos'altro dobbiamo diffidare secondo lei? Perché è bene ad esempio diffidare di tariffe troppo basse, cioè, o tariffe insomma che davvero sono magari ne eccezionali. vedessimo, nel senso No, che non esistono, non si vedono. no, non si vedono proprio. Dobbiamo tenere conto comunque che le tariffe o gli sconti che ci vengono proposti si riferiscono esclusivamente alla quota energia, quindi al prezzo della materia prima, non alla bolletta nel complesso. Quindi quello è un altro elemento. Molti operatori dicono ti facciamo uno sconto del 25, quello che è. In realtà può anche essere che questo accada, ma si riferisce solo a una parte della bolletta, perché invece gli oneri di sistema, l'IVA e quant'altro non sono stabiliti dal fornitore e sono uguali per tutti, sia sul mercato libero che su quello tutelato. E un elemento di cui diffidare, al di là del fatto che ci siano appunto operatori che si spacciano per Federconsumatori o che millantano prezzi stracciati, è la fretta. Tendenzialmente quando cercano di farci fretta è meglio prendersi del tempo perché è probabile che dietro ci sia un comportamento non proprio corretto, ecco. E questo è un passaggio assolutamente interessante, perché insomma sono i piccoli dettagli, no? Poi a volte che fanno la differenza, dobbiamo stare un po' attenti, lo stiamo raccontando, poi voi come Federconsumatori siete davvero, come dire, degli alleati molto utili per noi come giornalisti che ultimamente raccontiamo di tantissime truffe, ad esempio le truffe online, poi vediamo se abbiamo qualche minuto per parlarne, e la fretta, no? Questo bisogno di spingere le persone a fare un'operazione, ad eseguire un'operazione è sicuramente uno dei campanelli d'allarme che ci deve far alzare un po' la testa e l'attenzione. Abbiamo pochi secondi di pubblicità, chiedo a lei Claudia De Marco di attenderci, anche voi telespettatori, tra pochi minuti ritorniamo. Eccoci, edizione straordinaria, buongiorno, ben ritrovati, siamo in collegamento via Skype con la Presidente di Federconsumatori Treviso, Claudia De Marco, ancora ben ritrovata Claudia e grazie per tutte le informazioni preziosissime che ci sta dando, perché abbiamo capito anche dall'ultima telefonata ricevuta che c'è un po' di confusione su questo tema. Io prendo subito un'altra telefonata che è in coda dalla pubblicità, pronto? Pronto, buongiorno, sono Natalino, il poeta vicentino. Prego. Complimenti per tutto quello che fate. Io volevo chiedere un'informazione. Io la casa a Tonesa una volta pagavo di deposito della corrente Enel 20 euro, da 20 euro sono passati a 46 euro al mese. Io mi domando, siccome vado su 15 giorni all'anno perché mia moglie non sta bene, non c'è da fare un qualcosa di diverso per risparmiare? Quindi diciamo è una seconda casa sostanzialmente, mi perdoni? Esatto, sì, è la seconda casa che io non ci vado mai perché mia moglie aumenta la pressione, perciò vado solamente 15 giorni all'anno.
Ma cos'è che una le è volta si passato pagava da 20 euro, da era ve- sopportabile, adesso portare 46 da 20 euro, lei capisce che È tanto. ecco, non Parliamo è di corretto, luce. perché se uno consuma corrente io dico va bene, hanno ragione, ma se uno non deposita niente, insomma, tra quello che c'è da pagare per la seconda casa eccetera mi sembra un po' un'assurdità. Nel conto mio è che io sono una persona normale, ma qua in questo mondo è difficile essere normali. Claudia. Allora, questo come per l'altro, io vi suggerisco magari di fissare un appuntamento presso i nostri sportelli, di venire con tutte le fatture, perché così a distanza è un po' complicato capire esattamente i termini del problema. E se si tratta del deposito cauzionale, quello le viene restituito nel momento in cui lei fa la domiciliazione delle fatture e quindi non rileva rispetto al costo dell'energia. Per quanto riguarda il prezzo della luce, tenga conto che le tariffe non residenti sono in ogni caso più care rispetto alla tariffa residente, e poi bisognerebbe vedere che tipologia di contratto ha, perché magari anche per lei, pur con un consumo molto basso, le hanno cambiato le condizioni, invece di pagare X adesso è X per 2, per 3, per quello che è. Quindi bisogna capire se è un problema relativo a voci di costo relative proprio alla materia prima, o da altri aspetti che però bisognerebbe verificare leggendo con attenzione le bollette. Abbiamo risposto? Vuole formulare un'altra domanda? Sì, aspetto che finisca, sono davanti alla televisione. Comunque volevo dire solo una cosa, che io è una vita, sono 30 anni che ho la casa lì, si sono sempre comportati bene e adesso da quest'anno che sono andate alle stelle. Ma magari è accaduto quello che è accaduto con magari lei nel mercato libero, ed è accaduto quello che abbiamo visto succedere a decine, centinaia, migliaia di persone, cioè un cambiamento delle condizioni economiche che è anche triplicato. Bisognerebbe però vedere proprio le fatture per poterle dare una risposta più precisa. Beh, direi che si può rivolgere a Federconsumatori. Cosa dice Claudia in caso? Sì, basta che ci telefoni, fissiamo un appuntamento, orari e sedi sono disponibili sul nostro sito, il nostro numero di telefono di Treviso è lo 0422 321967, e anche sul sito della CGIL sono consultabili i nostri orari, e anche per le informazioni che vi sto dando in questa occasione, una cosa che precisiamo sempre quando facciamo gli incontri pubblici, ne abbiamo fatti anche diversi con amministrazioni comunali che ci hanno chiesto proprio di poter spiegare alla cittadinanza questi aspetti, è che quello che ci diciamo oggi non è detto che fra 3-4 mesi sia la stessa cosa, perché per dirvi è da novembre che abbiamo iniziato la nostra attività di incontri con la cittadinanza, e da allora ad oggi non tutto, ma molte cose sono cambiate. Quindi un altro elemento di attenzione, oltre a quello della fretta che dicevamo prima, è che noi dobbiamo aumentare la nostra consapevolezza e quindi tenerci sempre informati e aggiornati. Vi abbiamo risposto, sì, grazie. Sì, però no, volevo dire l'ultima cosa, non è corretto quelli che distribuiscono la luce, acqua e gas che senza dire niente all'utente cambiano i loro programmi, non è corretto. Allora, in realtà la comunicazione di media viene effettuata, solo che non c'è l'obbligo di mandare una comunicazione formale, quindi basta una mail, una lettera inviata per posta ordinaria, che poi magari arriva o non arriva, perché poi lì si aprono altri problemi, e anche com'è costruita la lettera a volte non è così chiaro, ecco, che sia proprio una modifica delle condizioni economiche. Spesso le persone la buttano perché pensano sia pubblicità, invece è una comunicazione fondamentale. Sì, quindi bisogna stare molto attenti a questo passaggio, no? Sì, ma chi è che va a immaginare una cosa del genere? Comunque vi ringrazio delle informazioni
Felice mercoledì, un abbraccio. Io sono Natalino, poeta vicentino, se vi fa piacere vi dico una poesia che vi tira sul morale. Se è corta gliela possiamo concedere, Claudia, se è corta magari qualcosa a tema, c'è qualcosa a tema. Sì, no, ma io dico, il tema è l'amore, principe della vita, senti bene le parole, l'amore tutti o cerca, pochi o trova, chi ne fa tesoro, non si compra né si vende, quando arriva viene per niente, fa bene a tutti, a qualsiasi età, che bello che è essere innamorati. Grazie Natalino, Grazie. Arrivederci. Insomma, abbiamo un po' arricchito. Ci tira no? sul morale. Abbiamo un po' arricchito questa puntata, Claudia, anche perché la mia prossima domanda è questa, no? Volevo capire se avete già i dati sul passaggio per quanto riguarda il mercato tutelato del gas, visto che di fatto è stato chiuso. Che cosa possiamo dire? Cioè, come si sono comportati gli utenti? Sono più diffidenti, invece sono più, come dire, hanno voglia di mettersi in gioco? Anche per capire questa rivoluzione del passaggio al mercato libero, se poi di fatto è servita, è utile, cioè è stato un cambio positivo. Allora, potrebbe i dati, esserlo. Allora, in teoria dovrebbe esserlo. Nella pratica noi non abbiamo visto molti elementi di positività. Nel senso che i prezzi non si sono ridotti, anche per le motivazioni che ricordavamo all'inizio. Non è stata fatta un'adeguata campagna informativa istituzionale e i comportamenti scorretti sono aumentati su fasce di popolazione che molto spesso hanno comunque delle difficoltà, a prescindere, insomma, difficoltà Certo. economiche e difficoltà anche di approcciarsi a ma anche all'utilizzo degli strumenti digitali, quindi dire basta collegarsi al portale delle offerte dell'ARERA e vedere, ma non è mica detto che tutti abbiano le conoscenze, la capacità oppure gli strumenti per poterlo fare, quindi noi abbiamo messo a disposizione i nostri sportelli, è possibile rivolgersi a noi anche proprio per valutare insieme le tipologie di offerte presenti sul territorio, però ecco, e le grandi elementi di positività in questi primi 6 mesi di fine del mercato tutelato del gas Non li avete visti? Non li abbiamo visti. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, salve. Buongiorno. Buongiorno. Salve, buongiorno. Sono il signor Graziano, chiamo dalla provincia di Padova, da Piazzola Pindrenta. Volevo porre una domanda alla signora. Dunque, io sono ancora nel servizio di maggior tutela, non sono vulnerabile. Ho chiamato pochi giorni fa tramite il numero verde il servizio di maggior tutela dell'ENE per chiedere se potevo rimanere con loro. La signora che mi ha risposto mi ha detto che per legge, se io non devo fare niente, che per legge da luglio in poi, quando scatterà le tutele graduali, per legge per i prossimi 3 anni le tariffe che io ho adesso rimarranno invariate, non so se sia vero oppure no. No, non è che le tariffe rimangono invariate, diciamo che lei, non essendo vulnerabile, non sarà più nel servizio tutelato, ma rientrerà nel servizio a tutele graduali. Quindi non avrà lo stesso prezzo di chi è nel tutelato, perché il servizio a tutele graduali è stato aggiudicato su base d'asta. Per la provincia di Treviso e mi pare anche di Padova se l'è aggiudicato Enel Energia, quindi lei cambierà fornitore, non sarà più con Servizio Elettrico Nazionale, ma tendenzialmente passerà ad Enel Energia, però nel servizio a tutele graduali. I prezzi d'asta sono apparentemente convenienti, quindi per i prossimi 3 anni, però almeno una volta l'anno sarebbe il caso di valutare come procede l'andamento dei prezzi sul mercato libero per valutare se uscire prima dalle tutele graduali oppure rimanerci fino all'ultimo momento. Le abbiamo risposto? Sì, no, da quello che mi è stato scritto tramite mail, dove abito io in provincia di Padova c'è la ERA SPA, non è Energia. Può essere, io, ma ho presente la provincia di Treviso che è Enel Energia.
Diciamo che Enel Energia e Gruppo Aera si sono aggiudicate sostanzialmente, credo, 3/4 delle zone territoriali in cui è stato diviso il nostro paese. Per carità, è da verificare, io ho presente bene Treviso, però lo trova chi si è aggiudicato l'asta per la sua zona, lo trova anche sul sito dell'ARERA, che è l'autorità garante, oppure chiami i colleghi di Padova che sempre su appuntamento la possono aiutare anche per fare le verifiche del caso. Aggiungo, mi permetta Claudia, che è importante questo passaggio, cioè per questi 3 anni lei resta lì e avrà queste tariffe, però magari ogni anno potrebbe essere utile fare un confronto e ricordo andando a consultare il sito di ARERA, no? È corretto Claudia? Quindi, sì, il portale delle offerte di ARERA. D'accordo? Volevo chiedere un'ultima cosa Sì. velocissima, nessuno mai lo spiega, ma come mai se nel servizio di maggior tutela siamo sempre stati a buttare, almeno io mi sono sempre trovato bene, come mai il mercato libero che doveva avere delle forniture dei costi più adiacenti ai consumatori tante volte è molto più caro? Nessuno lo spiega questa cosa. Allora, il problema, uno dei problemi, io le do sicuramente una visione parziale probabilmente, ma lo dicevo all'inizio, noi abbiamo un mercato dell'energia in cui operano migliaia di operatori e alla fine se noi 3 decidiamo potremo anche aprire la nostra società di vendita. E dall'altro però le quote di mercato non sono così libere, nel senso che, come abbiamo visto anche per l'aggiudicazione delle aste, alla fine sono 3-4 gli operatori. Qual è il rischio? È che si creino dei cartelli, che quindi le aziende vada a finire che si accordino più o meno su un determinato prezzo, che quasi mai è a ribasso, e questo non comporti benefici economici per i consumatori. Dall'altro abbiamo delle autorità garanti e di vigilanza che non hanno grandi poteri di sanzione e quindi questo va a peggiorare ulteriormente una situazione già complicata. E anche per quanto riguarda i comportamenti commerciali scorretti ci vorrebbero delle sanzioni molto più pesanti, perché questo va ad alimentare chi è scorretto e invece penalizza chi si comporta correttamente anche come azienda. Quindi questa è parte della motivazione per cui non ci sono benefici economici, ma mica solo su questa questione dell'energia. Molti altri settori in Italia, pur liberalizzati, non hanno portato a una diminuzione dei costi per i consumatori. Direi che le abbiamo risposto. Okay, grazie davvero per averci chiamato, perché poi Claudia, questo utente ha fatto la domanda chiave forse, no? Perché la gente, le persone che subiscono cambiamenti di questo tipo, interventi di questo tipo, sono a chiedersi qual è la ratio che sta dietro quello che sta accadendo, perché è una riforma molto grande, una riforma epocale e dietro questa riforma c'è, come dire, la battaglia delle grandi compagnie, ci sono tutti gli operatori, lei parlava prima di centinaia di operatori, quindi chi non è dentro il settore fa veramente fatica a capire qualcosa. Sì, diciamo che la partenza della liberalizzazione era già dal 2017, ci abbiamo messo 7 anni di rinvio in rinvio. Il problema, uno dei problemi, anzi non il problema, uno dei problemi è che questa fine del mercato tutelato è avvenuta di fatto in un periodo in cui ce n'erano già un sacco di altri di problemi. Venivamo da un periodo in cui i prezzi erano assolutamente in crescita, le famiglie sempre più in difficoltà, sono stati tolti una serie di incentivi, come dicevamo prima, sia sul costo dell'IVA che sul congelamento degli oneri di sistema, quindi sono tutte cose che si sono aggiunte e quindi questo ha creato confusione ce n'era già prima, perché noi predisponiamo ogni anno un bilancio sociale in cui andiamo ad analizzare come e dove abbiamo lavorato
e normalmente almeno un terzo delle pratiche che svolgiamo è relativo alle utenze, quindi soprattutto luce e gas. Quindi confusione ce n'era già prima. È chiaro che non immettere una serie di elementi come il tetto sul prezzo del gas e della luce, non fare comunicazione istituzionale, reinserire l'IVA al 22%, togliere il congelamento degli oneri di sistema, non punire i comportamenti scorretti, avere un mercato che comunque ha quelle criticità che abbiamo già detto, ha portato a una sostanziale tempesta perfetta. E ne pagano le conseguenze però chi? I cittadini, che vengono già da 4 anni, mi verrebbe da dire, di crisi economica, sociale. I dati sono sotto gli occhi di tutti e questo va ad aumentare le difficoltà delle famiglie. Inoltre ci sono sempre più persone sole. Noi abbiamo registrato in questi ultimi anni un aumento delle persone che vengono da noi, sono anziane e sole, magari non hanno nessuna rete di appoggio, figli, nipoti, mariti, mogli, quello che è. Quindi persone sole che si trovano a dover affrontare questi cambiamenti in un mercato non favorevole e non avendo la possibilità, le capacità ed essendo fragili, e quindi ci sarebbe veramente la necessità di interventi normativi a tutela di queste persone, aggiuntivi rispetto a quelli che ci sono già. Senta Claudia, a questo proposito, come Federconsumatori state lavorando tanto, voi avete, l'ha ricordato anche lei, tutti i vostri canali, sia social che appunto i contatti telefonici per essere chiamati. Su Treviso, ad esempio, lei presiede la sede trevigiana, quante chiamate avete ricevuto? Possiamo dare un po' come dire, riuscire a raccontare e fare una fotografia della situazione trevigiana? Allora, rispetto alla fine dell'anno scorso, in questi ultimi mesi noi abbiamo avuto un incremento di un buon 30% di telefonate e richieste di aiuto su questo aspetto. Molte si sono concretizzate anche con quelle famose diffide che hanno portato poi all'istruttoria dell'antitrust, a reclami, comunque a un'assistenza. Ci sono persone che ci hanno chiesto di essere aiutate per rientrare nel mercato delle vulnerabilità, persone che magari non hanno le mail, quindi noi magari facciamo da tramite con Servizio Elettrico Nazionale per quanto riguarda la luce e li aiutiamo a poter esercitare questo diritto che loro hanno. Ecco, è qui forse il punto, Claudia, lei l'ha detto bene, abbiamo dei diritti, no? Abbiamo dei doveri che sono quello di pagare per un servizio che riceviamo, ma abbiamo anche dei diritti e dobbiamo essere consapevoli di questo. Sì, un'altra cosa che ricordiamo negli incontri pubblici è che noi comprendiamo assolutamente l'aspetto di rabbia e a volte anche di ritegno, di vergogna quando subiamo una truffa. Però è importante denunciare alle autorità competenti, denunciare alle associazioni dei consumatori, la nostra o anche altre, voglio dire, ma non far cadere i propri diritti, perché nel momento in cui noi non li esercitiamo indeboliamo il diritto di tutti quanti. Questa è una cosa che abbiamo sotto gli occhi. E quindi è importante, anche se ci costa, farci avanti e denunciare. Vogliamo ricordare i contatti di Federconsumatori per poterli raggiungere? Allora, Treviso, noi siamo in via Dandolo 6 dietro la stazione dei treni, riceviamo solo su appuntamento, quindi telefonateci allo 0422 409 239 o 321967 e comunque tutti i nostri contatti li trovate sul nostro sito regionale che è www.federconsveneto.it, su quello nazionale, sul sito della CGIL di Treviso, insomma ci trovate, basta che ci cerchiate e noi cercheremo insomma di aiutarvi per quanto ci è possibile, perché molto spesso siamo noi i primi a dover inquadrare e purtroppo abbassare le aspettative delle persone che si rivolgono a noi, anche perché i costi
non solo economici ma anche di impegno per far valere i propri diritti pur con l'aiuto dell'associazione, Certo. ricordo che sono a carico di chi vuole esercitarlo quel diritto, e qui si aprirebbe tutt'altro tema sui costi della giustizia e sulle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche lì con risultati non sempre lineari, ecco. E questo è davvero un peccato, perché non c'è in questo senso evidentemente una tutela del consumatore. A volte si rinuncia, no, anche a procedere proprio perché i costi sono troppo elevati e una persona dice va bene, Certo. pago, e questo è davvero un peccato. Noi continuiamo a tenere alta la soglia di attenzione su questi temi, e davvero Claudia De Marco io la ringrazio per essere stata con noi in questi 3/4 d'ora pregni davvero di contenuti. Abbiamo parlato di diverse cose, speriamo con il suo aiuto di aver dato maggiori strumenti ai consumatori per poter scegliere in maniera obiettiva e soprattutto consapevole. Grazie Claudia per essere stata con noi. Grazie a voi per lo spazio e per la disponibilità. Claudia De Marco, Feder Consumatori di Treviso, è la Presidente. Grazie Claudia, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Noi siamo in chiusura, quindi l'ultimo grazie va a voi che ci avete seguito ancora una volta, e il telegiornale, l'informazione torna questa sera a partire dalle 18:30. Arrivederci.